La partita dei dazi va affrontata assolutamente con i piedi di piombo, come si dice, no? Bisogna essere innanzitutto a conoscenza di quello che poi gli americani hanno scritto. Andremo a vedere, andremo a capire. Ovvio è che a noi non piace aver problemi nell'esportazione dei nostri prodotti, però è altrettanto vero che vorremmo prima capire cosa ha deciso il governo degli Stati Uniti. Quella dei dazi punitivi americani contro tutte le merci importate dall'Unione Europea è una questione molto delicata per l'economia del Veneto. Per ora sono stati solamente paventati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma se venissero effettivamente applicati provocherebbero contraccolpi molto pesanti in un'economia fortemente votata all'export come la nostra. Dopo Germania e Francia il mercato statunitense è quello dove le merci venete vengono più vendute nel mondo. Noi nel 2016 abbiamo esportato negli Stati Uniti quasi 5 miliardi di euro di prodotti, soprattutto macchinari, occhialeria, tessile, abbigliamento, calzature, mobilio, bevande, quindi praticamente tutti i nostri settori, i principali distretti sono coinvolti. Ovviamente adesso si sta parlando solo di 90 prodotti che in qualche modo subiranno un aumento dei dazi, però se nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci fosse un aumento praticamente di questo fenomeno, è chiaro che anche le imprese venete potrebbero essere fortemente penalizzate.